e penso che andiamo abbastanza d'accordo per non essere troppo avventato da dire che lo farò con la cavalla, e oggi mi sono guadagnato la qualifica per farlo, quindi il fatto di fare una gara troppo fine a se stessa e troppo rapida e incappare in qualche errore nel barrage voleva forse dire dover ritentare un'altra qualifica domani. Come capita un po' a tutti i cavalieri in questa disciplina, quando finisce la sua attività un cavallo importante con cui si hanno conseguito dei risultati, c'è un periodo di assestamento. A te era successo dopo l'abbandono di Reingold Lewin, ma mi pare che adesso tu abbia a disposizione un parco cavalli più che discreto. Senz'altro. Ho 3 cavalli molto buoni, posso dire che ho 3 cavalli per saltare Gran Premi internazionali di primo livello. La mia è giovane, che sta venendo molto bene e vince 2 gare la settimana scorsa, il primo e il terzo giorno, 2 gare grosse a Pontedera. Oggi fa un piccolo errore dovuto al cavaliere, penso, un avvicinamento, un po' di trascuratezza da parte mia nella gara media. E intanto c'è in campo il binomio vincitore della medaglia d'oro individuale all'Olimpiade di Sydney, e si tratta dell'olandese Jeroen Dubledam, che monta il grigio De Siem. Vediamo se la sta prendendo calma, ha fatto un percorso molto tranquillo. Questa è caratteristica un po' di tanti cavalieri, che non vogliono sprecare tutte le frecce al proprio arco nella prima giornata. Ricordiamo chi ha un cavallo come questi tiene le cartucce per il Gran Premio Roma. Non c'è dubbio, e fra l'altro domani sarà già Coppa delle Nazioni. Vi ricordo il programma è quello canonico, tradizionale. Oggi giornata d'apertura con 3 categorie internazionali, domani la Coppa delle Nazioni, sabato il giorno dedicato alla spettacolare categoria di potenza, e poi la domenica la chiusura con il Gran Premio Roma, l'evento individuale più atteso, più tecnico, più prestigioso dell'intero concorso. Allora Natale, prima di lasciarti vorrei chiederti, da Alessandrino ad Alessandrino, dunque non puoi mentire, qual è il tuo pronostico per la Coppa di domani? Ma io vedo l'Italia abbastanza agguerrita, ci sono delle nazioni che lo sono altrettanto. Io non voglio dire un numero, ma secondo me con un po' di impegno nei primi 3 posti facilmente, che vuol dire anche primo, può darsi, capito? Però sai che purtroppo le barriere sono appena appoggiate, sempre di più appena appoggiate, e le tavole ancora di più appena appoggiate. E quindi però vedo, insomma, c'è un buonissimo spirito di squadra. Devo dire che Duccio ha saputo e sta tuttora fare delle scelte a volte complicate, riuscendo a non mettere mai uno contro l'altro. Ecco, quindi... Natale, per i non addetti ai lavori specifichiamo che Duccio è Bartalucci, commissario tecnico italiano del settore del salto. È così tanto tempo che tutti lo conoscono, che alla fine è un commissario tecnico che dà del tu a tutti e al quale diamo del tu tutti. Fra l'altro cavaliere a tutti gli effetti anche oggi, perché anche l'abbiamo visto in gara anche a Pontedera recentemente. Pontedera in gara piazzato nelle gare grosse, secondo nel Master di Cervia 3 settimane fa, e quindi è anche in forma come cavaliere. Bene, allora in bocca al lupo a Natale Chiaudani, e torniamo a seguire questa categoria a fasi consecutive. Lo chef de piste, il direttore di campo, è il modenese Uliano Vezzani, che ha predisposto un primo tratto di percorso con 8 ostacoli per 10 salti. In questa prima fase è inserita una combinazione, una doppia gabbia, poi 5 ostacoli nella seconda fase. I vari binomi che riescono a superare senza errori la prima fase accedono alla seconda. In caso di parità di penalità qualifica il tempo impiegato nel secondo segmento. Si parte con un Oxer 1,40 per 1,30, intanto è in campo per la Grecia Danae Tsatsu il numero 2. È un verticale di 1,48 m, poi si passa a un altro dritto 1,50 m che immette all'ostacolo numero 4 le barriere su fosso, 4 metri da superare. Non è una rivera vera e propria. Il numero 5 è un Oxer 1,50 per 1,60, piegata a mano destra per affrontare un altro largo 1,50
a barriere pari. Poi al numero 7 troviamo la doppia gabbia, in ingresso un verticale di 1,50 m. L'elemento intermedio è un altro verticale di 1,50 m, un'uscita un Oxer di 1,50 x 1,60 m. La luce fra il primo e il secondo elemento è di 7,80 m, fra il secondo e il terzo di 10,80 m. L'ultimo ostacolo della prima fase è un Oxer 1,50 x 1,50 m. Si comincia con la seconda fase. Il numero 9 è un verticale di 1,50 m, poi al 10 troviamo il falso largo Croce Sant'Andrea 1,50 x 1 metro, quindi al numero 11 un verticale di 1,50 m, il 12 un largo 1,50 x 1,60 m, la chiusura con il largo più impegnativo 1,55 x 1,60 m. Sempre al comando per il momento il tedesco Heinrich Hermann Engemann con percorso netto 28,34 ed è un riferimento cronometrico abbastanza importante. Abbiamo visto Danai Tsatsu che ha concluso con un errore sugli ostacoli, e gli atleti greci un po' in tutte le discipline stanno cercando di arrivare nelle migliori condizioni ai giochi che il loro paese ospiterà in agosto, e dunque cercano esperienze all'estero per essere estremamente competitivi. In campo dovrebbe essere la volta di Eugénie Angot. Eugénie Angot, mazzone francese molto affiatata, con Sigal du Thalys, una femmina di 14 anni, Sœur Français. Eugénie recentemente ha assaporato il gusto di una vittoria in una tappa di Coppa del Mondo e ha partecipato anche alla finale, che è stata ospitata per la prima volta nella sua storia dall'Italia al forum di Assago. Quarto posto per la mazzone francese. A bersaglio nella tappa spagnola di Vigo. Da battere il 28,34, naturalmente in caso di percorso netto, tempo siglato da Hermann Heinrich Engemann. A proposito di tedeschi, va detto che la Germania, superpotenza in questa disciplina, non ha portato a Piazza di Siena la sua squadra migliore. Gli atleti migliori di Olimpiadi sono radunati per uno stage di preparazione proprio in Germania. Sono 8 le penalità per Eugénie Angot. 72esima edizione di questo concorso ippico romano che si apre nel segno del bel tempo, sole caldo, un venticello che non guasta, tenuta lontana almeno per questo esordio la pioggia che tradizionalmente fa compagnia al concorso che sarà ripreso dalle telecamere dell'Esterna 1 di Milano, coordinate dal regista Umberto Orti. Terreno erboso, terreno di gara in ottime condizioni. Domani sarà già giorno di Coppa delle Nazioni, una coppa che sarà anche la seconda tappa della Super League, un circuito di eccellenza a cui partecipano le migliori 8 formazioni del mondo. La prima tappa si è disputata alla Baule in Francia, concorso di grande prestigio. Seconda tappa qui in Italia. Vi ricordo che lo scorso anno gli azzurri sono riusciti a salvarsi, la concorrenza era davvero spietata, la retrocessione ha riguardato una squadra fortissima come la Svezia, che è stata sostituita dagli Stati Uniti. Anche gli Stati Uniti non hanno una squadra sulla carta estremamente competitiva. Abbiamo sentito la capo equipe americana proprio in mattinata dire che si tratta di una squadra giovane senza molta esperienza, che è qui appunto per
rubare con gli occhi, carpire segreti ai cavalieri più esperti. Una Coppa delle Nazioni di Roma che l'Italia non vince dal ormai lontano 1985, quartetto azzurro Mancinelli, Nuti, Scolari e Puricelli. Tanto Wout van der Schans per l'Olanda si porta al comando con Breur Volatland 28 e 24. 28 e 24 è il nuovo tempo da battere. Riesce dunque a scavalcare Wout Jan van der Schans in sella Breur Atlantic, il cavaliere tedesco, ed è nuovo leader con 28 e 24. Percorso netto, il tempo è relativo alla seconda fase. Ed ora Markus Fuchs monta Royal Charmer per la Svizzera. Il cavaliere elvetico ha in bacheca un successo importante, avendo vinto una finale di Coppa del Mondo con Tincas Boy nel 2004 a Milano. Non è riuscito a bissare l'impresa, comunque si è comportato molto bene, terzo posto alle spalle del francese Bruno Bruxol e di Meredith Michael Beerbaum. Markus Fuchs, per lui grande esperienza internazionale, medaglia d'argento a squadre all'Olimpiade di Sydney. Pensate, quarta partecipazione olimpica, in precedenza Seul, Barcellona e Atlanta. Non manca dunque l'esperienza al cavaliere svizzero che nella circostanza monta Royal Charmer, castrone di 11 anni. Vedete fin da queste battute intermedie che Markus Fuchs non vuole lasciare nulla di intentato. Non è certamente un percorso di assaggio quello dello svizzero, che sta pigiando sull'acceleratore. Parte conclusiva del percorso, ancora di gran carriera verso l'ultimo impegnativo largo che è superato. Un'occhiata al cronometro, 27:52, si porta al comando 27:52, anche se si porta al comando per pochi decimi di secondo. Anche a livello ottico sembrava estremamente rapido, e in effetti si porta al comando della graduatoria provvisoria Markus Fuchs in sella a Royal Charmer. Lo svizzero è il nuovo leader e ora toccherà a Vincenzo Chimirri, che monta Ascol de Filplatier, cavallo con il quale il cavaliere calabrese ha raggiunto nelle varie stagioni un affiatamento eccellente. Chimirri è nato nel dicembre del 1973 a Catanzaro. Per lui medaglia d'oro agli assoluti del 2003 con Rosa, titolo ottenuto ai Pratoni del Vivaro. Vincenzo Chimirri e Ascol de Filplatier, vi ricordo che sono 27 gli italiani che gareggiano a Piazza di Siena, 7 provenienti dai campionati assoluti, 12 indicati espressamente dal commissario tecnico Duccio Bartalucci, poi 2 scaturiti dai concorsi di Cervia, di Novi Sad, Pontedera, anche se poi in effetti il migliore di Pontedera aveva già ottenuto la qualificazione e lo abbiamo già sentito in precedenza, si tratta di Natale Chiaudani. Poi 3 wild cards per il comitato organizzatore, 2 per l'Unire e la campionessa italiana Amazzoni Susanna Violante. Intanto per De Filplatier e per Vincenzo Chimirri sono 8 le penalità, 2 errori agli ostacoli. Ringraziamo anche Giorgio Nuti che è venuto nella nostra postazione. Mi pare, Giorgio, che tu possa considerarti molto soddisfatto per come è andata in questa categoria a fasi consecutive. Sì, devo dire che i miei 2 cavalli giovani, diciamo giovani l'anno scorso, adesso quest'anno Ninja 9 anni, e devo dire che oggi si è comportato molto bene
fatto questo percorso, devo dire, con facilità, senza sforzi. 33-63, diciamo Sì. che non hai proprio Non sono andato esagerato. forte, non ho rischiato, un po' perché c'è questa qualifica per il Gran Premio. Questa gara e la gara di domani mattina è qualificante per il Gran Premio. E poi io ho un altro concorso alla fine di Piazza di Siena, subito la settimana prossima il concorso di Lucerna. Perciò cerco un po' di fare le mie gare, ma senza tirare il collo ai cavalli, come si dice. Senza sprecare tutta la benzina. Sì. E Giorgio Nuti, il cavaliere italiano che nella storia della finale di Coppa del Mondo ha ottenuto il miglior piazzamento, è accaduto a Göteborg, un quinto posto con Baltimore, e un periodo diciamo quasi di disaffezione, anche per probabilmente mancanza di saltatori idonei, però mi pare di poter dire che hai ritrovato l'entusiasmo e insieme anche la forma fisica. Sì, devo ringraziare soprattutto il mio sponsor, il signor Andrea Guido Conti, che mi ha dato la possibilità di rimontare a cavallo, di comprarmi dei cavalli che a oggi sono dei cavalli buoni e che mi permettono di rientrare in un giro grosso come questo di Roma. Intanto buona la prestazione di Milen Dietrich Meier con Conny, quarto posto per questo binomio, percorso netto in 29,52. Sempre leader lo svizzero Markus Fuchs in sella a Royal Charmer. Il tempo da battere è 27,52. E senza dubbio si parla di talenti anche in questa disciplina, e un talento come quello di Giorgio Nuti può tornare comodo alla nostra squadra italiana che affronta davvero una stagione a dir poco intensa. Ci siamo appena lasciati alle spalle la Coppa del Mondo, circuito indoor. L'Italia ha ospitato la finale con un successo organizzativo notevole. È cominciata la Super League. Diciamo ora anche un successo da parte di Garcia, che sì, ha certo, fatto, sesto, insomma, un buon piazzamento. che però ti ha lasciato il lì. migliore, perché tu sei arrivato Sì, al quinto va bene, posto. ma ormai il migliore, sai, sono anni. Vabbè, però non resti, è che, resti ma non nella mi interessa storia. essere il migliore. E sì. poi è cominciata la Super League, Piazza di Siena, che certamente per gli atleti italiani è un fiore all'occhiello, un appuntamento importantissimo. E poi dietro l'angolo ci sono già i giochi di Atene. Sì, ci sono adesso dei concorsi che dobbiamo fare, tipo Lucerna, poi c'è il concorso in Olanda, Rotterdam, e poi credo che da lì Duccio prenderà le sue decisioni per decidere chi saranno i 4 per le Olimpiadi. Giunge comunicazione che Duccio Bartalucci, al termine di questa categoria, ufficializzerà la squadra che domani difenderà i colori italiani in Coppa delle Nazioni. Ovviamente noi speriamo di averlo al nostro microfono un po' prima per darvi quella che è la notizia più attesa della giornata. Intanto vi posso preannunciare l'ordine di ingresso in campo per la Coppa di domani. Per prima scenderà in campo la formazione irlandese, poi l'Olanda, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio. Per settima entrerà l'Italia, per ultimi gli Stati Uniti. Dunque una posizione alla finestra molto favorevole, che permetterà ai nostri di guardare gli altri e di trarre utili esperienze dai percorsi degli avversari. Come vedi la Coppa di domani, Giorgio? Senza dubbio sarà una Coppa difficile, dato che essendo Super League credo che sarà una Coppa difficile, anche vedendo gli stranieri che ci sono qui. Abbiamo visto dei cavalieri veramente forti, ho visto la Gran Bretagna, che credo che sia una nazione da battere, e anche l'America e la Francia, perciò sarà una bella Coppa. Ecco Giorgio, abbiamo appena visto il percorso di Andrea Herold, classe
1983, dunque una speranza dell'equitazione italiana, soprattutto per quanto ha fatto vedere nel Gran Premio di Milano. del concorso di Milano legato alla finale di Coppa del Mondo. Ma è un ragazzo senza dubbio promettente e credo che farà ancora ulteriori progressi e senza dubbio andrà avanti perché ha disponibilità di tanti altri cavalli. Perciò credo che sarà un ragazzo senza dubbio che farà parte un domani della nostra squadra. Bene, e questo giudizio vale anche per tuo figlio che abbiamo visto cimentarsi a buoni livelli? Sì, mio figlio monta i cavalli dello stesso sponsor, adesso va a fare 2 concorsi internazionali all'estero anche lui e poi vediamo, insomma, le cose vengono piano piano. Comunque certamente possiamo dire che ha un istruttore molto severo. Grazie a Giorgio Nuti. Grazie a voi. Allora le 4 penalità per Andrea Herold, ora per la Svezia. Roine Zetterman, molta Isaac. Zetterman è nato il 7 dicembre del 1957. Ha partecipato ai World Equestrian Games di Ares della Frontera, secondo posto con la squadra a livello individuale, 19esimo. Al concorso ippico internazionale di Stoccolma con Richmond Park, un piazzamento più che discreto, 7ª posizione. E poi nel 2002, lo ricordiamo, presente qui a Piazza di Siena con lo stesso cavallo. L'errore in seconda fase, 4 le penalità il tempo. Per Isaac un errore nella seconda fase, dunque 4 penalità. Anche la Svezia non ha portato i grossi calibri qui a Piazza di Siena e come avevamo annunciato ci speravamo in verità. Ci ha raggiunto in postazione il commissario tecnico azzurro Duccio Bartalucci. Duccio, è inevitabile, la prima domanda: hai sciolto i dubbi, le riserve per la Coppa di domani? Come sarà la nostra formazione? La formazione per domani è Grossato, che sarà il primo a entrare, con il quinto. Poi entrerà Emanuele Fiorelli con Western Union Equinox, poi Garcia con Albin e quarto Arioldi con Lemato. Quindi non vedremo Gianni Govoni? No, purtroppo Avigna è un po' a corto di percorsi e in prima giornata oggi ha dato una fermata, ok, poi il problema è stato superato, però comunque è una cavalla che ha bisogno forse di fare ancora qualche gara prima di sottoporla a un percorso difficile come la Coppa delle Nazioni, soprattutto a dare a Gianni un peso e una responsabilità così forte. E ho aspettato un po' a sciogliere il dubbio perché considero Govoni un cavaliere determinante in una Coppa delle Nazioni per il talento e le qualità che ha, e aveva saltato molto bene in Germania 2 settimane fa con Cantate Z, con questa cavalla aveva fatto una vittoria al primo giorno nella gara più importante e quarto nel Gran Premio della domenica, un concorso veramente importante. Ho visto la cassetta questa mattina e aveva saltato benissimo. Purtroppo i cavalli sono a volte imprevedibili, su un ostacolo apparentemente stupido, un verticale di barriere, il cavallo ha dato 2 fermate. È chiaro che a questo punto già era una cavalla giovane di età con poca esperienza, ma comunque di grande qualità. Era anche quello forse un po' un precorrere i tempi rispetto a un'utilizzazione in prima squadra, ma nell'emergenza era una eventualità che avevo preso in considerazione. E a questo punto credo che, anche alla luce di come hanno saltato oggi e di una serie di buone prestazioni, Fiorelli ha il suo treno che passa in questa Piazza di Siena. Speriamo che imbocchi il binario giusto. Sì.
Certamente poi la stagione sarà lunghissima, perché fra la Super League e l'appuntamento olimpico non mancheranno le occasioni per Gianni Govoni, che è uno dei migliori cavalieri internazionali, di mettersi un po' in ne mostra. parlavo prima anche con Bruno Chimirri, che è un altro cavaliere che è stato determinante nelle ultime 2 stagioni, e quest'anno gli è successo un po' quello che era successo lo scorso anno. Ha iniziato male alla Ball e dicevo a lui, ma come dirò a Govoni, il problema nello sport, nei cavalli succede, no? Succede di avere dei contrattempi, degli incidenti di percorso. La cosa importante che un cavaliere di grande livello deve avere è avere la tranquillità, cioè la sicurezza, la forza di recuperare le situazioni difficili senza avere l'ansia, la fretta di doverlo fare immediatamente. Cioè non serve buttarsi allo sbaraglio domani e dimostrare che ci siamo. Vigna e Govoni sono uno dei binomi, penso, di grandissimo valore in assoluto. È stato protagonista di un mondiale straordinario, ha perso l'occasione degli europei per un infortunio l'altro anno. Ricordiamo al mondiale quinta posizione assoluta, ha un soffio da poter disputare la Final Four tra i migliori 4. E quindi io credo che deve esserci il tempo, la calma. Ci sono ancora 2 mesi più per le Olimpiadi, quindi non ci dobbiamo far prendere dall'ansia di dover immediatamente fare un risultato con Govoni a Vigna domani. Domani però c'è una gara importante, una Coppa delle Nazioni dove l'Italia gioca in casa, deve far bene, la squadra io credo che sia forte lo stesso. Chiaramente in un contesto di normalità avevo scelto Govoni proprio per la maggior affidabilità, nel senso di esperienza, no? di aver fatto tante gare sotto pressione psicologica, di dover fare dei risultati, e Fiorelli è un cavaliere che è entrato l'anno scorso in squadra, e quindi non volevo dargli questa responsabilità. Però, certo sarà una notte piuttosto agitata per Fiorelli, che comunque sta attraversando un ottimo momento di forma. Sta montando bene, quindi io penso che sarà sicuramente all'altezza e farà bene. Un'ultima cosa, Duccio, possiamo dire che in questo momento nel tuo ruolo di commissario tecnico ti trovi di fronte alla difficoltà maggiore, che è quella di amministrare le risorse a disposizione di fronte a un calendario veramente intasatissimo. Sì, questo senz'altro, però ecco, sono abbastanza confortato da alcune situazioni secondo me positive, e credo che quest'anno possiamo comunque avere 3 cavalieri di grande esperienza che hanno dei cavalli adeguati e stanno facendo bene. Natale Chiaudani, Arnaldo Bologna e Giorgio Nuti sono cavalieri che hanno tutta l'esperienza. Intanto seguiamo la buona prestazione di Paolo Martinelli, che si avvia ad affrontare l'ultimo largo. È netto il suo percorso, 31 e 42, è buono anche il tempo, 7ª posizione, però direi un percorso d'applausi quello in sella a Loro Piana Lanzo. Ecco, e poi ci sono alcuni giovani che penso che possano entrare anche nel gruppo. Martinelli ha questo cavallo da pochi mesi, ma sta facendo bene. Bicocchi è un altro che l'anno scorso, quando lo abbiamo impiegato, ha fatto delle gare molto positive, ha vinto un gran premio ad Atene in Xio, ha fatto molto bene Rotterdam in Super League. Lo hai nominato Bicocchi, ed sarà il prossimo a entrare, cavaliere nato nel dicembre del 1976 in provincia di Grosseto, proprio quest'anno i Pratoni del Vivaro agli assoluti, 6º con Landru, dunque cavaliere emergente. Naturalmente c'è molta attesa per la Coppa di domani contro 7 avversarie agguerrite, ma a livello individuale la prova che più sta a cuore ai cavalieri è certamente il Gran Premio Roma in programma domenica. Abbiamo visto una piccola esitazione poi rimediata da parte di Bicocchi. Landru è un cavallo di origine tedesca, Holsteiner è un castrone di 11 anni. Questa è una delle frazioni più delicate del percorso, con la doppia gabbia bene sull'Oxer in uscita, e quest'altro largo è l'ultimo della prima fase. Dunque
ha ottenuto il diritto di affrontare la seconda. Lucio, come possiamo interpretare questo rifiuto? Ma io credo che abbia un po' per fare il tempo, abbia un po' preso sotto gamba la situazione della curva, ha fatto una traiettoria non perfetta e l'ostacolo è un ostacolo già di per sé abbastanza complicato come colori, come configurazione. E anche come dimensioni, Sì. perché per essere Sì, il primo giorno. Non è neanche un salto facile. D'altronde possiamo ripeterlo tranquillamente, lo diciamo sempre, in questo tipo di gara è difficile coniugare la precisione sui salti e la rapidità, Sì. anche perché spesso si tratta di categorie che vengono decise proprio nell'ordine dei decimi di secondo. Io credo che è stato buono, ha saltato molto bene nella parte tecnica del percorso, no? Dove c'è la combinazione, dove c'è un tracciato classico e poi diciamo è da comunque elogiare perché si è battuto, è partito forte per cercare di essere competitivo. Ed ora tocca a un grande dell'equitazione, si tratta del francese Michel Robert, monta Gallet d'Osé, cavallo di 10 anni, c'est français. Michel Robert che è molto affezionato al concorso ippico romano, tra l'altro Francia sempre da battere nel giorno della Coppa. Sì, beh, hanno una tradizione oramai incredibile di risultati, di vittorie qui a Roma, forse ancora di più che rispetto al loro concorso. Io credo che negli ultimi 20 anni hanno vinto più volte la Coppa di Roma rispetto a quella del loro zio. Michel Robert ha all'attivo una carriera davvero fantastica, 2 edizioni dei Giochi Olimpici, 2 bronzi a squadre, Seul e Barcellona, poi 2 ori individuali a squadre ai Giochi del Mediterraneo, ha partecipato a 3 edizioni dei campionati del mondo vincendo l'oro a squadre e il bronzo individuale nell'82 a Dublino, poi ancora bronzo a squadre nell'86 ad Aquisgrana, 2 argenti anche all'Aia nel 1994 per un cavaliere di assoluto prestigio che ha nel mirino il 27,52 di Markus Fuchs, lo svizzero ancora leader di questa categoria, ma ha già commesso un errore il cavaliere francese. C'è un errore in seconda fase per Dunque non può accedere alla seconda fase Michel Robert ed ora toccherà a Christian Pizzianti con Xarset, cavallo intero di origine olandese, nato nel 1988. Christian Pizzianti è del settembre del 72, milanese. Lo ricordiamo, protagonista a Piazza di Siena in una categoria di potenza, è riuscito a battere il record superando un muro a 2,32, vittoria poi divisa con il brasiliano Luis Felipe de Acevedo. Sì, quest'anno possono ritentare questa sfida e vedere se riusciranno a fare meglio, ma comunque per il pubblico di Roma che è appassionato della categoria di potenza sarà bello vedere ancora in campo questi 2 cavalieri. Bene. Lascio Duccio Bartalucci ai suoi compiti di commissario tecnico, in bocca al lupo per domani con la Coppa delle Nazioni, si susseguono gli ospiti alla nostra postazione. Intanto seguiamo Christian Pizzianti con Xarset. Siamo nella fase più delicata del primo segmento. Il cavaliere italiano si avvia al primo ostacolo della seconda fase, azzerato il cronometro, superato il verticale di barriere sul ponte in bianco e azzurro,
E questo è un ostacolo che non va sottovalutato, come aveva accennato in precedenza Duccio Bartalucci. Ultimo Oxer per Pizzianti, più che discreta la prova di Xalset, 4 penalità, è in 16ª posizione ed è già in campo Kimberly Free per gli Stati Uniti con Colito James, con Castrone. La squadra degli Stati Uniti domani sarà rappresentata unicamente da Amazzoni. Mi pare che sia già successo in passato. Kimberly Free ha ottenuto piazzamenti a Tampa, un sesto e un settimo posto in questo 2004, poi nel Gran Premio a Wellington una piazza d'onore che costituisce il miglior risultato recente. Come detto, squadra statunitense abbastanza sperimentale, probabilmente nessuna delle Amazzoni presenti qui a Roma avrà la fortuna di partecipare ai giochi di Atene, però va detto che mentre la Super League è usata da molte squadre anche come criterio di selezione per arrivare alle Olimpiadi, gli americani arriveranno ai giochi attraverso i famosi temutissimi trials e dunque da lì verranno fuori i nomi per Atene 2004. Intanto vediamo Kimberly Frey, è ancora netto il suo percorso, siamo già nella seconda fase, ma c'è errore su questo verticale di barriere in azzurro. Rimangono 4 le penalità per Kimberly Frey ed ora un'altra Amazzone, si tratta di Elena Persson per la Svezia Monta Classic, una femmina di 12 anni di origine svedese. Squadra svedese che in questo settore ha concretizzato miglioramenti enormi nell'ultimo periodo, ottimi atleti, cavalieri e anche Amazzoni, ricordiamo Maria Sundberg, poi anche Molin Barriard, Van Goran Bengtsson, sono tanti gli atleti di punta della Svezia, però dobbiamo anche sottolineare la validità degli acquisti e soprattutto il contributo che viene da un allevamento in netta crescita. Estremamente importante il discorso allevatorio, non a caso le nazioni che primeggiano in questo campo sono da sempre la Germania e la Francia, che dispongono di un parco cavalli davvero smisurato, e anche l'Irlanda si permette poi di vendere all'estero tantissimi saltatori. Chi da ragazzo appassionato di equitazione non ha sognato un irlandese? Allora proseguiamo il nostro discorso. Abbiamo prima detto dell'ottima prestazione a Milano di Andrea Herold, che ha un'età molto giovane ed è considerato un po' da tutti gli addetti ai lavori un emergente, e però in precedenza abbiamo anche applaudito il percorso di Paolo Martinelli, che è stato commentato in modo positivo da Duccio Bartalucci. Allora, a Paolo vorrei chiedere un po' com'è l'umore nella leva giovanile dell'equitazione italiana. Beh, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori, e rispondo subito alla sua domanda. Direi che l'umore nella leva giovanile dei cavalieri è senz'altro buono, perché comunque c'è stata data la possibilità in questi anni di crescere e soprattutto di maturare delle esperienze
tra cui appunto la possibilità di venire qui a Roma, Piazza di Siena, e poi di fare tutta una serie di circuiti all'estero che comunque hanno contribuito, secondo me, in questi anni a far emergere molti giovani che sicuramente oggi stanno dando una mano e forse un domani daranno un ricambio generazionale a quelli che sono i cavalieri di sempre, insomma. Un ricambio che è fondamentale, direi, in tutte le squadre, perché abbiamo visto che anche grandissimi cavalieri stranieri possono attraversare dei momenti in cui non hanno a disposizione dei cavalli all'altezza. Faccio un nome per tutti, quello di Frank Slotak, che è un ottimo cavaliere, ha attraversato un periodo abbastanza opaco. Come vivete, diciamo, dietro le quinte la giornata di Coppa? Fate un tifo sfrenato oppure cercate di stare in disparte per non creare ancora pressione verso chi va in campo? Ma diciamo che in generale cerchiamo tutti di dare una mano, perché alla fine lo spirito di squadra si viene comunque a sentire, soprattutto anche il nazionalismo, senz'altro. Magari ai cavalieri che siamo più legati da un punto di vista di amicizia cerchiamo proprio di dare un aiuto concreto. A volte si cerca di dare una mano a saltare in campo prova, oppure si controllano i tracciati per cercare di dare dei suggerimenti dell'ultimo minuto che possono aiutare a rifinire, diciamo, la prova. Comunque in ogni caso, anche se non partecipiamo noi direttamente, viviamo senz'altro una grande tensione e una grande emozione proprio dal punto di vista del tifo. Essere qui a Piazza di Siena è veramente così magico per il cavaliere? Beh, per un cavaliere italiano senz'altro è magico, perché per noi è il concorso più importante e anche il concorso più sentito. Siamo a casa e sentiamo appunto questa atmosfera di casa e questa accoglienza che c'è qui all'interno di Piazza di Siena. È un po' l'Olimpo per noi dell'equitazione italiana, e per cui per i giovani senz'altro, anche per gli altri cavalieri, ma soprattutto per noi giovani è molto importante venire qui e soprattutto fare bene e gratificare quelli che sono i nostri spettatori. Grazie a Paolo Martinelli. Dunque torniamo a seguire questa categoria in due fasi consecutive. Non abbiamo seguito il percorso di Elena Persson, che ha concluso con 8, e anche l'ex campionessa italiana Alessia Marioni con Askol Salto Van Riethoff ha commesso 2 errori agli ostacoli ed ora è in campo per il Giappone. Tadayoshi Hayashi monta Swanky, un castrone del 1989. Non si qualifica per la seconda fase per via di un solo errore agli ostacoli. Allora, una mazzone importante, si tratta dell'americana Laura Crout, che monta Miss Independent, una femmina nata nel 1997. Laura Crout è già protagonista nella finale milanese di Coppa del Mondo a Mazzone, nata nel novembre del 1965. Aveva cominciato con il piede sbagliato l'avventura nella finale di Coppa del Mondo per via di un rifiuto del proprio saltatore su un ostacolo posto proprio in prossimità della nostra postazione televisiva. Avevamo raggiunta al termine di quella gara e aveva dichiarato che non era mai successo un episodio del genere. Evidentemente il proprio cavallo era stato spaventato oppure distratto da qualcuno o da qualcosa in tribuna. Poi una prestazione, un comportamento più che decoroso. Nel 2002 per Laura Crout una partecipazione importante al concorso ippico internazionale romano con Anthem, terzo posto in Gran Premio. Laura Crout, che sarà probabilmente la pedina su cui fare il maggiore affidamento in casa statunitense domani in Coppa. Abbiamo detto che l'ultima vittoria italiana qui a Piazza di Siena risale al 1985. Anche il Gran Premio Roma manca da un po', in verità. Ricordiamo la vittoria nel 94 di Arnaldo Bologni in sella Mayday,
Poi c'è stato anche il secondo posto molto apprezzabile di Gianni Govoni con l'Oro Piana a Vigna lo scorso anno. Tanto sono 4 le penalità per Laura Crout, ora doppiate, già 2 errori per l'amazzone americana. Per quanto riguarda le novità di questa 72esima edizione, vi posso dire che il campo prova, solitamente situato nella zona sottostante il campo, adesso è sullo stesso piano del campo di gara, dunque un'innovazione positiva, e nella zona dove era prima il campo prova ora è stato costruito, credo ultimato in estate, un teatro all'inglese, il Globe Theatre. Ha concluso Laura Crout ed ora per la Gran Bretagna un figlio d'arte, Robert Smith, monta Marius Claudius. Robert Smith, figlio di Harvey, già cavaliere di livello internazionale, monta Marius Claudius, a cavallo intero di 10 anni di origine olandese. Robert Smith che se non ricordo male aveva siglato una delle prime 2 tappe della Coppa del Mondo per quanto riguarda la zona dell'Europa occidentale. Non ricordo se Helsinki oppure la seconda, Zertogenbosch. L'unica tappa italiana, quella di Verona, finale a parte, aveva visto il successo del tedesco Lars Nyberg. Per gli inglesi si tratta di una disciplina sportiva importante, tradizionale, molto seguita, e devo dire che gli appassionati sono rimasti molto male nel periodo più negativo, quello relativo all'appannamento dei fratelli John e Michael Whittaker e all'incidente toccato a Nick Skelton, che ha ripreso brillantemente. Nick Skelton che era rientrato dall'incidente proprio qui a Piazza di Siena. Sono 8 intanto le penalità per Robert Smith. Alla conclusione della categoria mancano ancora 4 binomi, 5 binomi. Si comincia con Andrea Bracci per l'Italia con Double 10, c'est il français di 13 anni. Andrea Bracci è nato nel marzo del 1965. È romano, gioca in casa, ha avuto come istruttori Mario Maini e anche l'attuale commissario tecnico Duccio Bartalucci. Campionati d'Europa a livello Young Riders, un 4° posto a squadre nel 1986 e un argento sempre nella categoria dei giovani cavalieri ottenuto a Cervia nel 1984. In questa stagione ha ottenuto 2 successi, vincendo ad Arezzo, una categoria media, e poi a Modena con Rododendra del Terriccio. A proposito di allevamento, sono 4 le penalità, dunque non accede alla seconda fase Andrea Bracci. Via un italiano, tocca immediatamente a un altro. Arnaldo Bologni monta Abeltus Z Santa Monica. Arnaldo Bologni che conosce alla perfezione questo palcoscenico di gara. Abbiamo già ricordato la sua strepitosa vittoria nel Gran Premio Roma con Mayday,
esattamente 10 anni fa. Arnaldo Bologni, nato nell'agosto del 1960 a Reggio Emilia. Con Mayday si è anche tolto la soddisfazione di vincere il campionato italiano. Da tempo alla ricerca di un saltatore che riesca a rinverdire i fasti di Mayday, però non è facile perché stiamo parlando di un cavallo davvero eccezionale. Dopo Arnaldo Bologni vedremo Michel Ecard per la Francia, Anna Robertson Mytilineou per la Grecia e Candice King per gli Stati Uniti. Sempre al comando lo svizzero Markus Fuchs, Royal Charmer, 27,52 tempo della seconda fase. Domani il programma prevede una categoria mista, il programma internazionale, poi una categoria a tempo, quindi la Coppa delle Nazioni riservata alle 8 migliori formazioni del mondo. Chiude con 8 penalità Arnaldo Bologni. Intanto Bologni chiude con 8 penalità ed ora seguiamo con curiosità la prestazione di Michel Ecard con Quilano di Calavary, castrone di origine belga di 11 anni, capo equipe della squadra francese nel momento dell'estrazione dei numeri degli abbinamenti per l'ingresso in campo relativi alla Coppa di domani. Si è detto molto fiducioso, ha detto siamo qui per vincere, per onorare un concorso di assoluto prestigio come quello di Piazza di Siena, una Coppa che spesso e volentieri si è riempita di champagne. Non c'è Bruno Bruxot, recente laureato della finale di Coppa del Mondo di Assago. Francia che si affida alla freschezza di alcuni binomi e all'esperienza di Michel Robert. Michel Ecard, nato nell'ottobre del 1953. Nel 2003 a Donaueschingen, secondo posto con la squadra. Questo 2004 può vantare una vittoria a Dortmund. Doppia gabbia per lui, unica combinazione inserita da Uliano Vezzani, direttore di campo, che proprio recentemente ha saputo di un prestigioso incarico. Dovrà allestire i percorsi del concorso ippico internazionale di Dublino, primo chef de piste straniero a lavorare là in Irlanda, ed è italiano, un onore che in questo ambiente ha il suo peso, riconosciuta la professionalità e ormai l'esperienza raggiunta da Uliano Vezzani. Fra l'altro un ideale passaggio di testimone l'ha raccolto Uliano Vezzani, l'ha lasciato uno chef de piste indimenticabile come Marcello Mastronardi, che è presente qui a Piazza di Siena. L'abbiamo salutato prima dell'inizio di questa categoria, in piena forma. Lui che ha saputo dare un esempio di competenza e anche di simpatia nel corso di tanti anni di lavoro qui a Roma, e non solo a Roma. Ora per la Grecia Anna Robertson Mytilineou con Lakis, una femmina di 11 anni. Abbiamo già affrontato il discorso degli atleti greci che un po' in tutte le discipline cercano di ampliare il loro bagaglio di esperienza, girando molto, andando molto all'estero.
cercando di essere competitivi per quanto possibile con l'elite internazionale, ma non è così facile. Abbiamo visto le difficoltà proprio sulla doppia gabbia. 12 le penalità in Ed è un percorso da dimenticare quello di Lakis, non si qualifica ovviamente per la seconda fase. Ed ora l'ultimo binomio è americano, composto da Candice King e da Verrels Camillo. Intanto il regista Umberto Orti ci ha riproposto ancora la fase rallentata di uno degli errori commessi da Anna Robertson Mitilineu. Soltanto Candice King dunque può soffiare la vittoria allo svizzero Markus Fuchs, che è il leader in sella Royal Charmer. In caso di percorso netto il tempo da battere è il 27:52 stabilito dal cavaliere elvetico. Candice King nel 2003 impegnata a Las Vegas con Kalis Khan a livello individuale 15° posto nella finale di Coppa del Mondo, poi altri piazzamenti a Charlotte con Gus Dorion un 4° posto, niente di eclatante. È comunque sulle tracce di Markus Fuchs. Vi ricordo prime 2 categorie siglate da un belga, Lugo Philippers, bersaglio nella categoria tempo, e da un inglese, Nick Skelton, vincitore della categoria mista. Ed ora al comando uno svizzero, per cui azzurri, possiamo dirlo, anticiparlo all'asciutto in questa giornata inaugurale del concorso ippico di Piazza di Siena. Speriamo che sia di buon auspicio, perché in altre edizioni i cavalieri italiani hanno vinto magari le categorie più basse, quasi tutte, e poi non sono riusciti a vincere in Coppa, e l'augurio è di poter raccontare una bella giornata di sport per i nostri colori. Intanto è netto il percorso di Candice King, che è intorno ai 26 secondi, 27, non può più insidiare il 27:52 di Markus Fuchs, che dunque è il vincitore di questa categoria. 32:66 per Candice King, molto soddisfatta, sta guardando il cronometro, poi dispensa carezze per Camillo. Ed ora credo che siamo in grado di visualizzare anche la classifica definitiva di questa categoria a fasi consecutive. La vittoria è per Markus Fuchs, Svizzera, con Royal Charmer in seconda posizione. Per l'Olanda Jan Wout van der Schans con Breuer Atlantic, il tempo 28:24. In terza posizione il tedesco Engemann, che è stato leader a lungo, 28:34. Poi vediamo tutti gli altri, con Paolo Martinelli ben piazzato in settima posizione, in nona Natale Chiaudani, in 11ª Giorgio Nuti a precedere Filippo Moyerson. Non siamo quasi in chiusura di collegamento, e però abbiamo ancora la possibilità di riproporvi il percorso di Nick Skelton, con il quale il cavaliere inglese si è aggiudicato il barrage della categoria mista. Il regista Umberto Orti intanto ha riproposto il percorso di questa categoria, il percorso vincente dello svizzero Markus Fuchs, che è stato diligente sugli ostacoli e molto più veloce rispetto a tutti gli avversari. Si è visto fin dalle prime battute che la vittoria era nel suo mirino. Teneva a far bene anche in questa categoria nella giornata d'apertura il cavaliere svizzero. Lo si è visto fin dalle prime falcate di galoppo, ha spinto molto sull'acceleratore, alla fine è stato premiato. Questa è la fase conclusiva del primo segmento con la doppia gabbia, nessuna apprensione sulla combinazione. Poi
il via libera per la seconda fase, che è volata tutta ad un fiato. Avete visto l'intervento molto energico da parte di Marcus Fuchs, che ci dà davvero dentro, e poi alla fine sarà premiato con la vittoria in questa categoria che conclude la prima giornata del concorso ippico internazionale romano. Ancora ultimi metri del percorso per Marcus Fuchs, che vola a vincere. Il suo tempo nella seconda fase 27,52 a precedere l'olandese Jan Wout van der Schans. Abbiamo ancora qualche secondo a disposizione. Vi ricordo ancora l'appuntamento per domani intorno alle 18 sempre su Rai 3 per seguire la Coppa delle Nazioni, la fase conclusiva della Coppa delle Nazioni, con l'Italia che partirà in settima posizione, entrerà in campo per settima, dopo la squadra azzurra soltanto gli Stati Uniti. Appuntamento quindi a domani. Ringrazio l'Esterna 1 di Milano e il regista Umberto Orti e auguro a tutti la più cordiale buonasera. Arrivederci da Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato,